Questa sera mangiamo asparagi e uova, una tipica ricetta veneta. Gli asparagi si raccolgono per un periodo molto breve dell'anno, che va tra il mese di marzo e quello di giugno. Tradizionalmente dalla festa di San Giuseppe, il 19 marzo, fino a quella di Sant'Antonio da Padova, che cade il 13 giugno. Gli asparagi sono un ortaggio originario dell'Europa orientale e già conosciuto nell'antichità, portato in Italia dai Romani. La produzione degli asparagi in Veneto era fortemente sostenuta dalla Repubblica di Venezia, ma l'enorme sviluppo della coltivazione degli asparagi in Veneto è una storia abbastanza recente e risale a meno di mezzo secolo fa, quando nelle campagne del Veneto si abbandonò l'allevamento dei bachi da seta e si cominciò invece a coltivare gli asparagi. In provincia di Treviso è coltivato il caratteristico asparago bianco. Gli asparagi vengono di questo bel colore bianco perché vengono coltivati al buio. Ecco, adesso andiamo a vedere come si prepara la ricetta. Gli ingredienti sono molto pochi e molto semplici. Gli asparagi, che ovviamente devono essere di ottima qualità, le uova. Per cuocerli serve una pentola. Noi abbiamo la pentola apposta per cuocere gli asparagi, che è una pentola lunga e stretta. Poi naturalmente serve un po' di olio extravergine di oliva, noi abbiamo qui un ottimo olio di Bassano, e poi del sale e del pepe. Prima di essere cotti, gli asparagi vanno preparati. In particolare è necessario togliere la parte finale, che è una parte dura, e poi, aiutandosi con un coltello o, come in questo caso, con il pelapatate, bisogna togliere la parte esterna può essere leggermente dura e quindi sgradevole da mangiare. Abbiamo tolto la parte finale degli asparagi e li abbiamo pelati. E adesso li abbiamo messi dentro la pentola per cuocerli, immersi nell'acqua, come vedete all'incirca fino a metà. Abbiamo aggiunto un po' di sale e adesso accendiamo il fuoco. Mettiamo il coperchio e li lasciamo là per circa mezz'ora per cuocere. Per controllare la cottura basterà insomma con una forchetta sentire l'asparago. Le parti finali degli asparagi non le abbiamo buttate via, le abbiamo conservate perché queste cotte sono buonissime per fare un ottimo risotto. È passata quasi mezz'ora e gli asparagi sono quasi pronti. Eccoli che sono dentro la pentola e stanno bollendo. Nel frattempo abbiamo fatto bollire dell'acqua in un altro pentolino e abbiamo messo le 4 uova. Le uova devono cuocere per pochissimo, solo per 4 minuti, perché è importante che il tuorlo rimanga morbido. Il nostro magnifico piatto di asparagi e uova è pronto. Come vedete le uova non sono sode, hanno il tuorlo ancora molto morbido. Adesso si tratterà di condire con sale, olio e pepe e poi di mangiare le uova e gli asparagi insieme. Nella nostra tavola questa sera ci sarà un bellissimo boccolo di rosa perché oggi è il 25 aprile e in Italia si festeggia la festa della Liberazione, mentre a Venezia si festeggia la festa di San Marco ed è tradizione regalare alla propria amata una rosa rossa. Buon appetito!